buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda. Maurizio sta per arrivare, non preoccupatevi, io mi sono voluta collegare prima così per tenervi compagnia, dove bevo un sorso d'acqua, sistemo un po' di cose qua. Nel frattempo aspettiamo, così vi arriva prima la notifica e con calma vi collegate. Ecco, mi sono collegata prima anche per questo, per dare il tempo ai telespettatori di collegarsi. Ecco, prima di iniziare, prima che arrivi Maurizio, voglio salutare, ciao Pier Riccardo Di Girolamo e sua moglie Marinella S, li salutiamo sempre. E infatti ero arrivata ai saluti prima che arrivasse Maurizio. Damiano Satta, salutiamo Damiano Satta che ci segue sempre. Demetrio Di Pasquale, Carlo Vasoli o Vasoli penso, c'è una sola S, Vasoli, Gianfranco Carboni, Laura Canton, Vladimir Chmierovski, Marinella S e Pier Riccardo Di Girolamo, li abbiamo già salutati. Gigi Nardini, e quando penso a Gigi Nardini mi viene in mente il suo miele buonissimo del Friuli Venezia Giulia. Digitate Gigi Nardini miele su Google e arrivate al suo sito e potrete ordinare quando arrivate a 65 euro mi pare di prodotti. Ci sono prodotti vari, non c'è solo il miele, anche se non vi farebbe male fare una bella scorta di miele. La spedizione è addirittura gratuita, i prezzi sono ottimi, io mi servo da lui, ve lo consiglio. Poi salutiamo la presentatrice, la mitica, anche pittrice, l'artista, la mia amica Nicoletta Vitale, che ogni fine settimana mi prepara un video e io lo carico qui su questo canale. I consigli di Nicoletta Vitale, molto interessante, molto brava, andatela a vedere. Abbiamo già pubblicato 2 video più l'intervista 3. Ilenia Ciccone, salutiamo la mia amica Ilenia Ciccone, la sosia di Madonna, la sosia ufficiale di Madonna, che intervisterò, e poi anche lei avrà uno spazio nel mio canale YouTube, più precisamente come infatti anche Nicoletta nella radio Veronica Pisano Superstar, che ho dedicato questo spazio proprio anche non solo alle interviste mie che faccio agli altri, ma anche alle mie amiche e miei amici che vogliono presentare delle cose interessanti. Ilenia Ciccone ci presenterà proprio la vera storia di Madonna, e tutti la attendiamo con ansia. Riprenditi presto, perché in questo momento non sta molto bene Ilenia, quindi le auguriamo una pronta guarigione. Passiamo al mitico giornalista di Radio Bonaria Silvio Cherchi. Lo salutiamo calorosamente e vi ricordiamo che siamo in onda anche su Radio Bonaria tutte le settimane e in prossimità al Natale andrà in onda una puntata proprio tutta dedicata al Natale, molto bella, con le leggende della Sardegna, Poi salutiamo anche Angela Melis, Francesca Melis, l'erboristeria della dottoressa Speziale e la dottoressa Monica, Ibertas che tra poco intervisterò. Poi salutiamo Ibertas, sì.
poi Itazenda, ovviamente Itazenda, che li ho sentiti anche oggi ho sentito ho sentito Gino Marielli su WhatsApp, l'ho sentito. Stiamo per ultimare l'intervista, cioè lui veramente ha già finito, stiamo aspettando Nicola è stato il primo ad avermi mandato tutto il materiale, adesso è l'ultimo, mi deve mandare proprio una cosina piccola e abbiamo finito l'intervista, così la posso pubblicare. Andatela a vedere quando la pubblicherò, perché veramente io mi sono emozionata anche facendo il montaggio del video, mi sono emozionata veramente. Pier Riccardo il 25 andrà al loro concerto, mi fa molto piacere Pier Riccardo è un grande, Pier Riccardo Di Girolamo e sua moglie seguono molto la musica sarda e mi fa un grande piacere. Se fossero tutti come voi, se il mondo sarebbe più bello. Quindi poi ovviamente c'è l'intervista anche della dottoressa, adesso vi dico, siamo in live. È arrivato Maurizio Gastaldi, vieni Maurizio, saluta i nostri telespettatori. Dicevo, devo intervistare anche questa, mi ha mandato un messaggio ieri, ecco, lo leggo perché è un nome un po' difficile, Christine Ruiz Kerendi, ecco, che vive in Svizzera, ma lei non è svizzera, lei è iraniana, Adesso l'intervista me la farà da New York, perché lei, vabbè, si è laureata a New York, ha studiato a New York, si è laureata a New York e adesso per lavoro è di nuovo a New York, però vive in Svizzera, e niente, è una persona interessantissima, parla fluentemente 6 lingue, pensate, 6 lingue. Infatti io non mi sono dovuta adattare a lei perché lei parla perfettamente l'italiano. E così farà una bellissima intervista dedicata alla difesa dei diritti delle donne iraniane. E anche questa intervista sarà molto interessante, molto interessante, alla faccia di chi mi sta scrivendo da tutte le parti, che sicuramente è la stessa persona con profili diversi, sta attaccando da tutte le parti, ma noi ce ne freghiamo, perché di persone che ci seguono adesso ce ne sono tante, quindi noi pensiamo a noi. Poi a dicembre, ecco, c'è un'altra novità. A dicembre ovviamente voi non potrete venire, però vi terrò aggiornati sul mio canale YouTube, che sta andando a gonfie vele, molto bene. A dicembre io e Maurizio andremo, grazie all'associazione di Giorgio Garau, andremo all'ospedale Brozu insieme anche ad altri artisti. Ovviamente ci saranno tanti altri artisti, io penso anche i Tazenda verranno, non lo stesso giorno, non lo so se ci saranno lo stesso giorno, però i Tazenda sono sempre andati, come anche noi. Maria Giovanna Cherchi, che intervisterò anche Maria Giovanna Cherchi, sta piovendo, ne intervisterò veramente tante. Scusate che chiudo la porta perché sì, mi bagna la porta e si rovina la porta. Tonino, c'è il mio piccione che si chiama Tonino, poverino, è messo proprio sotto l'acqua. A lui piace, ai piccioni, agli uccelli in generale piace. E i miei piccioni sono sani, io ne ho 3 e sono sani, ma in ogni caso quello scempio che hanno fatto a Monteurpino non se lo potevano risparmiare, ed è a mio parere è stata colpa del sindaco, perché se il sindaco fin dall'inizio si fosse opposto, ma anche i veterinari che hanno
hanno abbattuto questi poveri animali, se si fossero opposti tutti, quegli animali non sarebbero morti, giusto? Non sarebbero morti. Invece hanno detto, ah va bene, ma io non avrei mai accettato, ma neanche per 100 milioni di 100, insomma, per un sacco di soldi, io non avrei accettato, va bene. Oh, adesso passiamo ad un brano, faremo solo un brano e poi io e Maurizio ci dobbiamo preparare. L'ho detto che dobbiamo cantare al Brozzu, saremo al Brozzu e farò dei video, poi verranno messi su YouTube. Con Giorgio, con l'associazione di Giorgio Garau, il mitico Giorgio Garau. Lui ha un'associazione che non è a scopo di lucro. Lui fa come si dice, che mestiere fa? Maurizio, aiutami, fa l'infermiere, lui fa l'infermiere. E quindi è tutti i giorni a contatto con queste persone, no? Ecco. E quindi ci ha chiamato stamattina, anzi mi ha mandato un messaggio, poi io l'ho mandato a Maurizio ha detto io sono libero di domenica, il 18, quindi noi il 18 saremo lì, al Brozzu. Quindi se qualcuno è al Brozzu il 18 dalle ore 18, sentite, il 18 dalle ore 18 può venire a salutarci, insomma, ci farebbe piacere. Ora facciamo un brano, lo scelgo adesso, l'ho scelto anche prima, poi mi è sfuggito. Poi intervisterò Carla De Nule. Tante persone si sono messe in fila praticamente, vogliono essere intervistate sul mio canale YouTube, e a me fa un piacerone, cioè io glielo chiedo e loro fa molto piacere. Io sono contenta. Ma voi pensate, le persone più importanti che conosco si sono fatte intervistare, le persone più importanti. Le persone meno importanti hanno tolto scuse e non si sono fatte intervistare, come dire, ma io da te non mi faccio intervistare. E invece erano le più merde che ci sono. È così, va così il mondo. Le persone più importanti sono più umili, quelle meno importanti se la tirano, ma rimangono anche a casa loro, no? Allora, io avevo visto una canzone su Duru Duru, Maurizio, che è da tantissimo che non la facciamo, vero? Sì, è da tanto che non la facciamo, su Duru Duru. E poi vi salutiamo perché dobbiamo studiare io e Maurizio. Vado ad appoggiare la caramella. Allora, capotasto al 6 c'è scritto, però forse anche più basso, forse al 6 era troppo. Bene, siamo pronti? Cantatela insieme a noi e grazie perché ci seguite sempre. Questo canale sta andando alla grande, sta andando benissimo grazie a voi. Vuol dire che quello che facciamo piace. Canale che trasmette musica sarda dal vivo, il primo canale e l'unico per il momento. Poi a me farà piacere se qualcuno farà la stessa cosa, perché la musica sarda va coltivata. Adesso proviamo la tonalità. Demetrio Satta, finalmente ti becchiamo online. Demetrio Satta, poi vado a vedere cosa hai scritto.
Fabio Satta. Mamma mia sumoro, mamma mia sumoro, mamma mia sumoro su e te, appeso meu capili in te. Digridin, digridera, digridin, digride, digridin, digridera, digridin, digride. Mamma mia sumoro, mamma mia sumoro in copertura, mamma mia sumoro su e te, appeso meu capili in te, a mille aree satera captura. Digridin, digridera, digridin, digride, digridin, digridera, digridin, digride. A su duro, 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 a su duro, 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 a su duro, duro setto, suonami su campanello, suonami forte, forte, i segni degli ancorte, in corte te ozieri, zambe la mia viveri, zambe la mia viveri. Digridin, digridera, digridin, digride, digridin, digridera, digridin, digride. A su duro, 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 a su duro, 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 a su duro, duro setto, devo amati e Dio, tu è sole eternamente, da penso corinzamente, in suo coro riservata, sottendendosi il giardino, una rosa delicata, devo amati e Dio, tu è sole eternamente, da penso corinzamente, Obama ti dia. Digridin, digridera, digridin, digride, digridin, digridera, digridin, digride. Oh, i primi ad esibirsi tutti i pomeriggi per voi senza accorgimenti tecnici, tutto dal vivo e senza microfono, senza casse, senza cuffie, senza niente. Qui non c'è niente, tutto nudo e crudo. Grazie, grazie mille. Lasciate un like al video se vi è piaciuto e noi ci diamo appuntamento al prossimo video.